un momento importante oggi di aggregazione, di informazione tra le istituzioni e gli alunni. Abbiamo visto la presenza di tante autorità, la consegna anche di una copia della Costituzione italiana, questo raccordo che si crea, che lei ha fortemente voluto tra istituzioni e alunni. Sì, stamattina al Gallo la manifestazione per la consegna della Costituzione ai ragazzi, la Costituzione che ci è stata fornita dal Ministero. In Vonda abbiamo amplificato la giornata proprio per far capire ai ragazzi della convivenza civica, civile, ma anche delle regole da seguire per arrivare a interiorizzare il senso della Costituzione, del valore più alto che abbiamo in Italia. E la manifestazione è stata veramente alta, in quanto abbiamo avuto il signor Questore che facendo cenno proprio alla Costituzione ha parlato di alti livelli di regole da seguire attraverso lo studio della Costituzione. Abbiamo avuto anche l'assessore Amel, abbiamo parlato anche di differenziata in un momento in cui le regole devono essere interiorizzate dal cittadino e specificatamente a scuola, dove crescono i ragazzi e dove li formiamo per il successo formativo. I valori della Costituzione comprendono anche i valori della legalità e del rispetto dell'ambiente. Quindi la cooperazione tra tutti i cittadini per riuscire a realizzare una realtà nazionale, territoriale che sia migliore da questo punto di vista, e la raccolta differenziata è un modo per esercitare questo diritto. Io ho cercato di collegare il dato costituzionale con la fase operativa e la cultura della differenziazione. E credo che i ragazzi siano stati abbastanza interessati a questa sottolineatura. Ho detto anche che la città di Agrigento ha raggiunto obiettivi notevoli, che c'è questo disagio per adesso delle strade che sono sporche e che in qualche modo stiamo cercando di attenuare. Proprio in questi giorni, oggi è partito un servizio per cui ci sarà un camion che gira costantemente per la città e raccoglie tutti i sacchetti che si trovano in giro e dovrebbero sparire nell'arco di pochissimo tempo. E poi si sono fatte delle squadre per il disusfugliamento che vanno molto bene. Abbiamo fatto tutta Villa Seta, una parte, alcune strade di Fontanelle, Giardina Gallotti, una parte di Montaperto, poi molte vie della città, del centro città, una parte di San Leone, e così continueremo ancora sino a quando non sistemeremo il problema delle erbacce per la città.